Amici bellini, partiamo da questa Italia che praticamente gioca con questo modulo molto abbottonato. Ma perché? Cioè, perché Spalletti, ne stavo parlando, si sta contizzando, cioè la difesa a 3, meno attaccanti, è così che il nuovo calcio sta andando in questa direzione per vincere? Parliamone un po' tatticamente, dai. Allora, diamo il benvenuto alla Omu di Uni, diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti che possono accorrere su questo canale. Io sono Valerio Fluido, di solito mi occupo del Napoli, però approfittiamo della pausa, guardiamo un po' calcio a 360 gradi, la community ritorna e lascia il like e insegna agli altri a lasciare il like. E ho preso un po' di screenshot per vedere come l'Italia stava quasi per battere il Belgio, che è una squadra importante, con questa formazione un pochino abbottonata, perché proprio nemmeno due punte vere, cioè Pellegrini dietro Retegui. Ma andiamo a capirci qualcosa in più. Ci spostiamo e partiamo dal gol che fa l'Italia, che è proprio nei primissimi secondi della partita, e cominciamo a vedere una cosa che il Belgio ti fa, cioè il Belgio ti sta addosso. Guardate come ti vengono a prendere uomo su uomo e quindi si crea questo pressing alto, e l'Italia si deve prendere dei rischi, cioè giocarla qui ma poi andare subito in verticale per sfruttare i movimenti che fa Retegui, che viene incontro molto e quindi lascia degli spazi alle sue spalle dove si possono inserire tutti i centrocampisti. Secondo me, più che la voglia di giocare a 3, giocare a 5, si sfrutta, credo che Spalletti si sia reso conto di avere non grandissimi interpreti per esempio, non abbiamo dei grandissimi attaccanti. Se pensiamo agli esterni d'attacco, puoi pensare Zaccagni, ci puoi pensare un Politano per quel famoso attacco a 3 che col Napoli andava talmente bene, però non è Kvara, in attacco non hai Osimhen, e insomma, qual è il punto di forza di questa Italia? Probabilmente sono gli esterni, in questo caso Di Marco, dall'altra parte c'è Cambiaso, che è un esterno atipico, è mancino, però usa bene anche il destro. Nasce lui dalle giovanili, nasce trequartista, lo dice, però poi diventa terzino, ed è un terzino che è molto evoluto. Il calcio 2.0 che stiamo vedendo, le posizioni dei difensori non sono mai fisse, e lo vediamo anche con Calafiori, con lo stesso Di Lorenzo. Quindi l'Italia in questo caso esce con un paio di scambi, si abbassa Ricci, che interpreta molto bene il ruolo del regista, e in questo caso lancia alla cieca in avanti, e guardate fin dove si abbassa Retegui per prendere questo pallone. Recupererà questo pallone in questa zona, continua ad indietreggiare, viene attaccato da due avversari ma si riesce a liberare del pallone, quindi si può sviluppare questo contrattacco in maniera velocissima. La chiave di tutto non è avere 4-5 difensori, è il riattacco però furente, feroce di tutta la squadra, perché a quel punto puoi creare la superiorità numerica quando ti hanno seguito a uomo. L'azione si sviluppa molto velocemente, in questo caso vedete stanno arrivando Pellegrini, sta arrivando Frattesi, ma ha seguito tantissimo, è arrivato subito in zona della conclusione Cambiaso dall'altra parte, e quindi Di Marco. Poi ovviamente, ragazzi, serve la qualità nell'ultimo passaggio, perché Di Marco mette un pallone molto comodo da spingere in porta, nel secondo gol ancora di più, e quindi da quinto a quinto è una cosa non nuova che vedevamo con Gasperini, lo vediamo con Simone Inzaghi. Insomma, vedete quanti esempi ci sono di squadre che con successo utilizzano questi quinti, o comunque si parte da una difesa a 3 e poi gli esterni, chiamiamoli esterni perché alle volte il centrocampo è a 4, quindi non sono quinti, gli esterni che vanno anche a chiudere l'azione. Si deve ragionare su come lo sta facendo Conte, perché Conte invece non gioca con i due esterni per sfruttarne le caratteristiche, anzi, se vogliamo, e questo è un discorso tra di noi, il Napoli è proprio lì che ha un po' di defezioni, non è il nostro punto di forza. Conte sceglie di cambiare modulo
per altri motivi, poi ci arriviamo. Il secondo gol si sviluppa uguale, perché questo è sempre Retegui che in zona di centrocampo viene a recuperare un pallone lanciato in avanti, lo scarica per Di Marco, che qui già ha visto, e qua fa una cosa, il paragone con quel passaggio di Çalhanoğlu al volo che cambia, sventaglia tutto il campo, e qua si è cambiato dall'altra parte. Il passaggio che farà Di Marco è qualcosa di straordinario tecnicamente. Cambiaso porta un po' palla, se la mette sul sinistro, e io credo che sia il suo piede comodo, ma è bravo anche col destro, e guardate quanti giocatori dell'Italia hanno accompagnato per riempire l'area e già hanno creato una certa superiorità. Qui Cambiaso potrebbe anche scaricarla, ma va al tiro, il portiere la respinge male, e guardate Retegui che era venuto fino al centrocampo come ha la forza di venire anche a chiudere l'azione. Quindi Retegui molto importante in questo schema, in questo sistema di gioco. E però se tu non stai attento, due volte Retegui spalle alla porta, la controlla bene e la scarica. In questo caso ci prendiamo sempre il rischio. Pellegrini purtroppo è in ritardo, Teate, che li vedi tutti che seguono a uomo e sono anche feroci, lo anticipa secco. Purtroppo Pellegrini, che dovrebbe, nel momento in cui si è stato anticipato, non puoi fare quel fallo da dietro, e quindi al 40esimo noi ci troviamo in inferiorità numerica. Giustamente loro segnano subito sul calcio piazzato, e quindi la partita purtroppo non si può continuare a sviluppare così. Ma nel secondo tempo, con un lancione credo di Bastoni, Frattesi fa un ottimo movimento senza palla, recupera il pallone. Qui lui purtroppo andrà al tiro. Se avesse avuto un minimo di lucidità, guardate Retegui come aveva accompagnato, eccolo, accompagnare l'azione. Qua se gliela dai sulla corsa, secondo me Retegui ha più possibilità di fare gol, di prendere la porta. Purtroppo qua Frattesi è stato un po' egoista. Il Belgio poi segnerà il 2-2 su calcio d'angolo, lì un pochino distratti, non benissimo, ma qui avremmo avuto la possibilità di fare il terzo gol e di resistere un po' più a lungo. Insomma, per come si era messa, poi abbiamo anche rischiato, perché nel finale si può recriminare su un fallo di mano, sempre sul tiro di Frattesi. Credo fosse sempre Teate, che a me piace moltissimo, prende proprio con la manina così, però prima di quello ci poteva essere un rigore su Bastoni clamoroso, e forse anche un altro cartellino. Quindi challenge dobbiamo parlare anche quando ci va male. Il challenge servirebbe ad aggiustare delle storture, se ne sta parlando sempre di più, e probabilmente si farà qualche esperimento per vedere. Bisogna capire il challenge che fa, il VAR a chiamata esclude, il VAR sempre acceso, quante chiamate hai per tempo, se poi non funziona, se fai una chiamata sbagliata, che fai? Perdi la possibilità di farne un altro. È un discorso che è anche affascinante, interessante, se ne può parlare, però se ci arriviamo piano piano e facciamo gli esperimenti, secondo me si evitano delle piccole ingiustizie che nel calcio ci sono sempre. Poi le polemiche non finiranno, non vi preoccupate, quelli che sono preoccupati che poi finiscono le polemiche e non c'è più niente da dire. Ci sarà sempre da dire, non vi preoccupate, alla fine è sempre un uomo che deciderà, quindi ci sono le polemiche. E quindi, per fare un paragone con quello che è il sistema di gioco del Napoli, che in certi frangenti è stato proprio questo in fase difensiva, quindi immaginate che Kvara e Pellegrini, che Lukaku e Retegui, però Lukaku non ha ancora quello stato di forma per fare tutto quello che ha fatto Retegui in velocità. Lukaku un po' più statico in questo momento, Kvara è più attaccante di Pellegrini, però più o meno, sai, Lobotka che viene a fare il Ricci più dietro, McTominay nella zona di Tonali. McTominay però noi sappiamo che poi quando abbiamo il possesso di palla si va ad avvicinare a Lukaku, quindi non sono le stesse cose. Ma perché? Perché si deve partire dalle caratteristiche dei giocatori. Quindi Spalletti ha un Di Marco e un Cambiaso, benissimo, si sfrutta la presenza di due esterni fortissimi e si lavora su quello, si muovono tutti i giocatori per creare la libertà agli esterni poi di attaccare, mentre il Napoli sfrutta questa difesa a 5 con Politano che si abbassa moltissimo per creare più densità e soffrire di meno le ripartenze che sono stati letali l'anno scorso. Quindi cosa porta Conte a ritornare alla difesa a 3 con cui si era cominciato? La presenza di McTominay. La presenza di McTominay ti sviluppa un tipo di gioco diverso e si creano queste situazioni qua. Fondamentale però il dinamismo di tutti i giocatori, cioè la possibilità che tutti accompagnino l'azione. Mai dobbiamo vedere un Napoli che quando si chiude, per essere più tranquillo, non riattacca con troppi giocatori, perché altrimenti lì
diventi un po' sterile, devi attaccare con tanti giocatori, e questa è una cosa che il Napoli sta facendo. McTominay avanza, Kvara avanza, lo stesso Politano deve fare un lavoro straordinario quando finisce terzino, e quando viene qui e recuperiamo il pallone si possono sfruttare gli inserimenti centrali di Di Lorenzo. Lo stesso Olivera può fare questo, Buongiorno e Rachmani si possono allargare per far entrare Lobotka o Anghissà per vie centrali per costruire l'azione. Insomma, è molto interessante, e vediamo, perché con Spalletti Di Lorenzo sta facendo questo lavoro da braccetto, quindi ancora più esperienza. Purtroppo Buongiorno non l'abbiamo visto, vediamo se ci sarà un po' di spazio. Raspadori entra nel secondo tempo, ma oramai è difficile parlare. Ecco, Raspadori al posto di Pellegrini si può chiedere a Spalletti, perché Pellegrini ti ha capito, però non è che sta in una grandissima forma che dici non posso proprio non metterlo. Uno che sta in forma, se vuoi un giocatore, un sottopunta che non sia più attaccante, Maldini. Vediamo Maldini come si sta comportando. Quindi molto interessante. Tra poco ci sarà partita per Anghissà, per Lobotka e per Kvara, quindi teniamo un occhio, non vi fate male, non sudate. Abbiamo anche intravisto Cyril Ngongué con il Belgio, e teniamo duro, perché lo so che la pausa è tosta per noi che amiamo le nostre squadre di club, però qualche spunto calcistico lo troviamo sempre. E vi avevo detto, volevo proprio parlare di calcio dopo aver parlato di macchine, di cose tremende. Dice che l'hanno ritrovata la macchina di Politano, però senza quel portafogli. Hanno trovato qualche carta, però il portafogli proprio che voleva lui non si è trovato. Vediamo, perché poi questi telefoni puoi farla riavere, quello ci tiene il ragazzo, eccetera eccetera. Non è meglio parlare di campo? Penso di sì. Mentre impazzano anche notizie di calciomercato che leggo, Radio Mercato ci riporta Simeone al Torino, perché il Torino, perdendo Zapata, qualcosa può voler fare. Si sta parlando veramente di Balotelli al Genoa, insomma, vabbè, vedremo cosa succederà. Anche per Fantacalcio ci serve, dobbiamo capirlo. Io Zapata l'ho perso in non so quanti Fantacalcio, e quindi si parla di Torino interessato a Simeone. A quel punto il Napoli cosa fa? Con quel posto libero può pensare di fare solamente con Raspadori? Si dice Bonni, si dice qualche altro giocatore. In difesa convince Rafa Marin o non convince? Si è rifatto il nome di Biol, grandissimo difensore dell'Udinese, piace, ma si continua a fare il nome di Dedic per l'esterno. Io penso che lì con Politano ci stiamo organizzando, voglio dire, se dovete fare un nome, fate un nome a sinistra, perché probabilmente è lì che il Napoli può fare qualcosina in più. Quindi tenetemi anche voi aggiornati nei commenti su Anghissà, che parte titolare, Lobotka, che ovviamente così, e Kvara. Ha fatto un gol Elmas, che se non l'avete visto andatevelo a vedere, visto che si accennava al calciomercato. Io non lo so, io non so niente, quindi andiamo avanti così. Da New York, Valerio Fluido è tutto, devo andare a raccogliere le mele, quindi scoprirete, forse o forse no, di cosa si tratta. Vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali se avete trovato questo video interessante, nonostante non ci sia la Serie A in corso. Facciamo il possibile per parlare un po' di calcio.